Per colpa di un certo Mossè. Un certo Mossè. Sembrava un altro infuocato al sole di Medalgona. ho detto Giuseppe che sì, capito. Cenere, soltanto cenere, meglio col piccino malizioso accento e pulsante. Va bene, cari bambini, parleremo oggi di Grazia Deledda. Sentiamo un po', Deledda, il cinghialetto. Appena aperti gli occhi alla luce del giorno, il cinghialetto vide tra i più bei colori del mondo: il verde, il bianco e il rosso sulla sfondatura del cielo del verde multicolorale. Il cinghialetto correva, tracciando sentieri immaginari nell'erba alta. Numerosi e intensi. Il re di Svezia, accompagnato da Antine e Massa, indossò un perizoma leopardato e brandì una frusta gigante. Fu allora che entrò in scena Pedro, figlio prediletto della nazione scandinava. Al suono delle launettas si unì a Elias Fortuna. A quel punto il cinghialetto smise padre Antine, vita e opera. Chi è Antine Massa? Non possiamo citarne la data di nascita in quanto Antine Massa risulta increato. Le prime notizie su di lui si hanno quando il Signore, preoccupato per la rivolta degli arcangeli ribelli, chiese aiuto proprio ad Antine Massa. E Antine non lo deluse, smascherando ben 12 arcangeli capitanesi che precipitavano di persone nel più profondo degli incubi, tra i carboni accesi del basso successo. Il Signore allora, per riconoscenza, inviò lo sciame di graziosa musca mazzetta. E lei chi sapeva? Scommetto un personaggio del passato e magari del 400 e magari dell'Oristanese. Bambini, Eleonora d'Arborea. Buonasera. Buonasera. Mi scusi, ma lei è sicura di essere donna? Sì e no, maestra, ma sono scherzi. Scherzi della natura, maestra, nel senso che mamma vuole la femminuccia. Parto gemellare. Nasco prima io, mi guardano e mi fanno, ma non è femminuccia. E allora mamma dice, mettetelo di là, lo sopprimiamo domani, lo chiameremo Orzocco. Dimmi, spirito inquieto, sei tu, anima viva o anima in pena. Dacci un segno, dacci un segno. Capite bussolanti! Una parlezzata. Il vero pazzo!
Sì. Io vorrei il gatto, non lo schifo. Guarda come muove la testa. È una cosa così. È come se ci avesse la moglie e il cane che si mette dietro la macchina. Lei pensa che sta ragionando? No, c'ha un neurone. Depresso, che gira e dice, ma ci deve